E oggi ci troviamo all'Exme dove insomma è in corso un seminario dedicato ai giovani che escono dalle comunità. Con noi abbiamo due rappresentanti di proprio di questi ragazzi che hanno fatto un percorso e che adesso devono rientrare nella società civile, insomma, e quindi si cerca di aiutarli, di inserirli magari in maniera un po' più morbida. E così Federico Zullo, sì, sono il presidente dell'associazione Agevolando. Siamo felicissimi di essere qui in Sardegna, per noi è veramente un piacere essere qui in Sardegna, essere a Cagliari, essere all'Exme, e veniamo qui a portare la nostra esperienza, il nostro percorso, la nostra associazione, che tra l'altro avrà sede anche qui a partire da domani, e quindi con questo seminario vogliamo raccontare un po' quello che facciamo e quello che stiamo cercando di fare per aiutare i ragazzi che escono dalle strutture e dare loro una mano, coinvolgendoli anche direttamente per fare uscire anche un po' questa etichetta del diverso. Anzi, siamo persone come le altre, anch'io sono stato in comunità e abbiamo la possibilità e vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di poter credere a un futuro migliore, un giorno migliore sarà. Jennifer Zicchi, anche lei fa parte di questa associazione. Ecco, ma che cosa si può fare in concreto? Oddio, in concreto, cioè le cose, noi a Bologna abbiamo fatto parecchie cose in concreto. Sicuramente forse la cosa più importante è riuscire a trovare un gruppo in cui sentirsi capiti e non sentirsi etichettati. Il fatto comunque di essere stati in comunità e spesso in alcuni contesti è etichettante, invece in quel contesto è un punto di forza, perché ti senti di essere uguale agli altri proprio per questo, perché sai che chi è davanti spesso sa cosa vuol dire quello che hai provato tu e quello che è così. Ecco, in che cosa possono essere inseriti questi ragazzi? Ci sono strutture di ristorazione, ci sono gruppi? Allora, la locanda dei buoni e cattivi c'è solo a Cagliari ed è un'esperienza eccezionale e unica nel suo genere in Italia. Noi ci piacerebbe fare una cosa del genere. Noi quello che stiamo cercando di fare è dare una mano ai ragazzi ad avere un contesto abitativo dove poter stare, poter avere un affitto calmierato e quindi potersi sostenere fin tanto che non diventano realmente autonomi, e in questi appartamenti dare anche la possibilità ai ragazzi di poter convivere anche in una dimensione di mutuo aiuto, di conoscersi, di stare insieme e di poter insieme fare questo pezzo di strada per poter diventare finalmente autonomi, avere una loro casa, un loro lavoro. Cerchiamo di dare una mano a cercare lavoro e facciamo dei progetti di aggregazione e di coinvolgimento dei ragazzi per creare proprio questo sistema che permetta loro di aiutarsi vicendevolmente e di poter raggiungere i loro obiettivi per il loro futuro. E lo so, perché a 18 anni magari si è troppo giovani per entrare direttamente in questa società così competitiva. Sì, purtroppo i 18 anni sono uno scalino che per tanti è una festa. Mentre per questi ragazzi che escono dalle comunità, escono dall'affido, tante volte non è una festa perché non c'è più niente dopo o c'è molto poco, e per cui il 18° anno rischia di diventare un momento di crisi, di emergenza per alcuni di questi ragazzi. Noi vogliamo invece fare in modo che per tutti possa essere una festa il 18° anno, dando loro la possibilità di poter avere certezze sul proprio futuro, ma anche allo stesso tempo di potersi sentire uguali agli altri e fare anche qualcosa di costruttivo per loro e anche per gli altri, perché questo raccontiamo oggi, anche quello che insieme ai ragazzi, con i ragazzi, facciamo per altri ragazzi. Ecco, e poi è tutta la società che deve sentirsi coinvolta. Ecco, questi ragazzi non sono soli, non avranno famiglia, però noi abbiamo il dovere, tutta la società ha il dovere di accudirli, no? Sì, questo è verissimo. Cioè, non è che è proprio accudirli, è proprio il discorso di includerli. Cioè il fatto di essere inclusi con l'aiuto sicuramente, ma come potresti aiutare un qualsiasi 18enne, però magari capendo che di solito un 18enne che è in casa a 18 anni non si sente crollare addosso tutte le certezze che aveva fino a quel momento, non si sente comunque di dover dire ieri avevo 17 anni, oggi ne ho 18 e devo diventare adulto. Per cui è un po' questo, il fatto di dire che bisogna trattarli nello stesso modo, però capendo questa piccola grandissima differenza, che a 18 anni diventi un adulto, non sei più un ragazzino. Ugo Bressanello, fondatore di Domus Dei Luna, che è una comunità di accoglienza per giovani difficili. Ecco, ci spiega come mai e perché a 18 anni questi ragazzi poi devono improvvisamente diventare grandi.
A 18 anni in realtà la gran parte dei comuni, che sono coloro che hanno la tutela principale nei confronti della maggior parte di questi ragazzi, termina il percorso di assistenza e fa sì che si acceleri o un progetto di autonomia o un rientro in famiglia. Purtroppo volendo, e io direi sarebbe quasi auspicabile, non dico sempre ma quasi sempre, si potrebbe anche arrivare ai 21, che è comunque, se ci pensiamo, un'età, no? Assai giovane, cioè, ma chi ha dei nostri figli che a 21 anni esce fuori di casa è autonomo e indipendente? Se un ragazzo ha avuto comunque le sue storie, le sue difficoltà e magari non ha una famiglia, una rete di sostegno, viene assistito da minorenne e poi a 18 anni improvvisamente si risolve tutto, può uscire e andare per conto proprio a lavorare. Chi gli dà il lavoro, no? Ecco, per capirci, quando un ragazzo è in difficoltà, la famiglia è in difficoltà, magari gli assistenti sociali o i servizi sociali appunto possono decidere di trasferirlo in una comunità, se è minorenne, quindi insomma viene protetto da questa comunità che si sostituisce alla famiglia, una comunità come la vostra. E poi però appunto, come dicevamo, a 18 anni invece questo percorso improvvisamente finisce e si trova da solo. Ecco, che cosa si può fare? Solo, sì. Io l'unica cosa che mi permetto di modificare nella tua premessa è questa: noi cerchiamo di non sostituirci alla famiglia, ma di fare in modo anzi che la famiglia insieme al ragazzo cresca. Questo è molto difficile perché il lavoro che viene fatto in comunità, che è importante e necessario oltre che importante, non sempre ha il suo equivalente fuori. Quindi spesso quello che succede è che il ragazzo cresce, va avanti, ma la famiglia rimane con gli stessi problemi, le stesse fragilità, le stesse debolezze, perché non viene assistita, non viene aiutata. Quando esce a 18 anni magari le difficoltà sono le stesse, il rientro in famiglia è difficile, nello stesso tempo a 18 anni, ma chi è che ha finito gli studi, dicevamo prima, ha la possibilità di un lavoro, magari anche con tutti i problemi che uno si porta appresso, comunque in una crescita che è più dolorosa e più difficile rispetto ad un'altra. Un giorno migliore sarà, speriamo. Migliore sarà, speriamo veramente.